Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. La fine dell'anno si avvicina e con essa anche alcune scadenze fiscali piuttosto importanti. Vediamo oggi tutte le informazioni principali per massimizzare i benefici fiscali a disposizione degli iscritti a Solidarietà Veneto e anche le tipologie di versamenti volontari. Ne parliamo con il direttore generale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, in collegamento con noi Paolo Stefan. Ben ritrovato. Grazie, un saluto a tutti, ben ritrovati. Allora, direttore, dicevamo è tempo di versamenti volontari. Di che cosa si tratta? Beh, diciamo il fondo pensione come forma di risparmio dedicata a lungo termine, dedicata a puntare all'obiettivo dell'integrazione pensionistica, è protetta dalla normativa fiscale italiana più di altre forme di risparmio. Quindi chi versa denaro al fondo pensione di fatto paga meno tasse. Noi abbiamo una sorta di motto, come dire, meno tasse e più pensione. In che cosa si concretizza di fatto questo vantaggio? Beh, per il cittadino, fin tanto che il versamento annuo rimane nel limite dei 5.164 euro, i vecchi 10 milioni di lire annui, ecco, questa somma è deducibile dal reddito, quindi di fatto, andando a versare entro questa soglia, il valore versato non sarà assoggettato a tassazione, per cui si ottiene un vantaggio fiscale pari di fatto all'aliquota fiscale più elevata. Come sappiamo, in Italia varia a seconda del reddito, l'IRPEF è progressiva, per cui banalmente chi magari ha dipendente che ha una paga mensile, che ne so, di 1.400 euro netti, avrà come aliquota fiscale più alta e dunque come risparmio una percentuale del 25% sul reddito più le addizionali comunali e regionali. Naturalmente chi ha un reddito più alto, magari chi supera i 2.000 euro mensili come riferimento, avrà un risparmio ancora maggiore che si approssima al 40%. Questi vantaggi fiscali sono validi anche per i versamenti effettuati in favore di un familiare a carico? Sì, assolutamente, anzi diciamo di norma verso la fine dell'anno, sia per quanto riguarda le posizioni aperte in capo ai soggetti fiscalmente a carico, tipicamente i figli che, come dire, vengono iscritti dai genitori per incominciare un periodo di accumulo beneficiando al meglio della caratteristica più tipica della previdenza complementare, quindi il lungo termine, la possibilità di fare capitalizzazione composta, diremmo interessi su interessi, ecco. Quindi sì, chiunque può versare volontariamente al fondo, di norma lo si fa negli ultimi mesi dell'anno, poiché si fanno i conti rispetto al bilancio, alla finanza, diciamo, di ciascun anno, e i versamenti se ne fanno sia sulle posizioni proprie sia sulle posizioni dei figli, godendo allo stesso modo del vantaggio fiscale poc'anzi rappresentato. E questa è una scelta che in molti hanno già fatto in Veneto perché insomma i numeri parlano chiaro, sono oltre 3.500 i familiari a carico iscritti a Solidarietà Veneto. Sì, è così, diciamo che da quando questa opzione è stata attivata c'è stato un continuo incremento che è più forte in alcune province. Dobbiamo dire che i bellunesi sono i più attenti forse al futuro dei loro figli, con una percentuale di aderenti fiscalmente a carico molto elevata, e c'è comunque una prospettiva positiva da questo punto di vista anche negli altri territori, in particolare anche in provincia di Verona. Ebbene, facciamo una prima distinzione, direttore, tra versamenti da busta paga e versamenti diretti. Sì, se ci mettiamo nei panni del lavoratore dipendente, egli può scegliere in effetti se versare al fondo pensione il suo contributo volontario, appunto per il tramite della busta paga, oppure effettuando un bonifico sulle coordinate bancarie del fondo. Tra le due modalità, che sono identiche, se vogliamo, dal punto di vista del recupero fiscale, tendenzialmente tendiamo a dare privilegio alla prima, cioè a quella del versamento per il tramite della busta paga, perché ha il pregio dell'immediatezza, naturalmente, quindi il recupero fiscale avviene direttamente nella busta paga in cui si va ad attivare la trattenuta, mentre se invece io vado a fare un bonifico qui alla fine dell'anno, per recuperare la fiscalità agevolata dovrò aspettare la dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Quindi si innesca, oltre che un fattore tempo, anche
un aspetto legato alla burocrazia, no? Avrò la necessità di portare all'attenzione del mio CAF le contabili del bonifico e la dichiarazione del fondo che rilascia il fondo all'inizio dell'anno con cui attesta l'avvenuto versamento. Mentre diciamo che se una persona lo vuole fare tramite busta paga è naturalmente agevolato da questo punto di vista. Dopodiché, ecco, fare il versamento tramite busta paga ci consente di andare a incidere sul reddito complessivo, che è una voce molto importante perché viene spesso utilizzata per il calcolo dell'ISEE e quindi se faccio versamenti volontari riduco il reddito complessivo e posso avere un beneficio collaterale dovuto appunto a un ISEE più basso. Questo è un tema credo molto importante perché siamo nei mesi nei quali si parla spesso di inflazione, di perdita di valore d'acquisto, quindi essere particolarmente attenti su queste variabili credo non sia indifferente. Diciamo così, tuttavia, che rimanendo anche nell'ambito della busta paga ci sono due possibilità. Il lavoratore può effettuare il versamento volontario chiedendo all'azienda tramite l'apposita modulistica di incrementare la percentuale di trattenuta a suo carico, oppure può chiedere all'azienda di effettuare un versamento una tantum, imponiamo una trattenuta, che ne so io, di 300 euro, quello che è, dalla tredicesima, che viene attivata appunto solo in questo momento e in relazione alla possibilità anche di contribuzione. Ecco, quindi per riassumere possiamo dire che le due alternative sono fiscalmente equivalenti, però il primo caso ha tre pregi: nessun impatto burocratico, lo sconto fiscale immediato in busta paga e i vantaggi collaterali su ISEE e detrazioni come ci ha appena spiegato. È proprio così, diciamo, quindi ferma restando la massima flessibilità per il fondo, questo è un aspetto indifferente, e poi occorre dire che naturalmente parliamo di versamenti volontari, ci siamo focalizzati sui lavoratori dipendenti, ma esiste anche il mondo dei lavoratori autonomi, dove il concetto di busta paga, diciamo, non è quello consueto, per cui per un lavoratore autonomo la via unica, possiamo dire, per il versamento al fondo pensione è quella proprio del bonifico, del versamento del prelievo da conto corrente con il recupero fiscale l'anno dopo in dichiarazione dei redditi. Quindi neutralità fiscale tra le due modalità, però ecco, per il dipendente una serie di vantaggi collaterali più ampia nel momento in cui si adopera il percorso del versamento tramite busta paga. Possiamo fare un esempio concreto per capire a quanto ammonta il risparmio fiscale? Beh sì, diciamo abbastanza facile se vogliamo. Banalmente un cittadino che dovesse versare 1000 euro, uso la cifra tonda, ma poi naturalmente la questione vale in termini generali, 1000 euro al fondo di previdenza complementare ha un risparmio fiscale di 250 euro, 260, 270, dipende un po' dalle addizionali comunali e regionali a cui, e quella regionale a cui complessivamente è assoggettato il reddito di quel lavoratore. Faccio riferimento naturalmente ad una persona con una paga media, al nostro iscritto medio che ha una paga mensile di 1400 euro. Chiaramente il vantaggio fiscale che contraddistingue il risparmio nel fondo pensione non si realizza soltanto attraverso l'effetto della deducibilità. Occorre dire anche che anche i rendimenti maturati dal fondo pensione godono di una fiscalità maggiormente agevolata rispetto all'investimento magari, che ne so, in un fondo comune di investimento oppure in una obbligazione emessa da una società o da una banca. Infine, e qui parlo soprattutto per i dipendenti nel confronto con la tassazione del TFR mantenuto in azienda, va sottolineato che la prestazione finale che va a erogare il fondo pensione, la rendita pensionistica, la liquidazione in forma capitale, paga una tassazione molto più bassa rispetto a quella che normalmente è prevista per il TFR tenuto in azienda e ricevuto per il tramite della consueta liquidazione. Quindi, che ne so, il lavoratore che tiene il TFR in azienda, sempre il nostro lavoratore medio, con la paga che prima abbiamo descritto, vedrà assoggettato il suo TFR, la sua liquidazione, a una tassazione cosiddetta separata che normalmente oscilla intorno al 23-24%. Ecco, la stessa somma, se versata al fondo pensione, al termine del percorso lavorativo subisce invece una tassazione al massimo del 15% e questa tassazione si riduce in virtù dell'anzianità acquisita dal lavoratore nel fondo pensione o nei fondi pensione, potrebbe anche averne cambiato qualcuno,
Si riduce di uno 0,30% l'anno, dicevo, per ogni anno di anzianità successivo al 15° fino a un minimo del 9%. Ecco dunque Chiaro? che, per esempio, i soggetti fiscalmente a carico iscritti da giovani andranno a pagare sul loro futuro TFR il 9%, avendo accumulato anzianità, invece che il 23%. Un bel regalo. Decisamente. Ebbene, su questo ci fermiamo, ma solo per qualche minuto di pubblicità. Non cambiate canale. Ed eccoci di nuovo insieme con il direttore generale di Solidarietà Veneto. Stiamo parlando di versamenti volontari, perché questo è il momento giusto dell'anno per farli, e stiamo parlando anche di deducibilità. E allora Paolo, ben ritrovato. Dicevamo, insomma, ci sono varie modalità per versare questo contributo, che poi ci ritroveremo ovviamente in futuro, dato che si tratta di un fondo pensione. Sì, diciamo, tante modalità e direi una situazione particolare che stiamo attraversando, perché come sanno i risparmiatori abbiamo un nemico molto particolare quest'anno dalle quali difenderci nell'ambito del risparmio, che è l'inflazione, la perdita del potere d'acquisto. Quindi ci capita qualche volta di incrociare qualche cittadino, qualche lavoratore che dice: io ho delle somme ferme sul conto corrente, se l'inflazione sale al tot per cento e la remunerazione in termini di interessi è limitata, ecco che di fatto vado a perderci come valore reale di quel risparmio. Bene, nel fondo pensione, diciamo, il vantaggio fiscale costituisce una sorta di protezione anche a fronte di questa situazione complicata. Quindi in un periodo nel quale i rendimenti potrebbero essere non in linea con le aspettative degli iscritti, abbiamo però, per fortuna, nell'ambito della previdenza complementare, questa sorta di rendimento aggiuntivo che viene dalla fiscalità e che è garantito dallo Stato. Un rendimento molto prezioso, proprio perché c'è in questa fase una difficoltà complessiva. Ecco dunque che fra una scelta di questo, tra due forme di risparmio che magari hanno anche la stessa remunerazione, è naturalmente più forte, più robusta l'offerta sostenuta dalla fiscalità agevolata. Diciamo che questo sconto fiscale può rappresentare una sorta di protezione in questo momento storico molto complesso. Sì, è proprio così, anzi diciamo noi piuttosto che configurare il risparmio fiscale come un qualche cosa in più, lo immaginiamo proprio come una sorta di garanzia che magari non ritroviamo in altri strumenti finanziari, e proprio di questo molto spesso ci capita di parlare assieme ai potenziali aderenti negli sportelli presso i quali possono incontrare i nostri colleghi nel territorio. Quindi anche per cercare di dare un'opzione prospettica per quanto riguarda il loro risparmio. Oggi, nel momento in cui i mercati finanziari soffrono, in effetti, forse si aprono degli spiragli anche per costruire buone occasioni di investimento per il futuro, beneficiando fra l'altro appunto dello sconto fiscale. Serve parlarne e capirsi. E allora ricordiamo il vostro sito solidarietaveneto.it e ricordiamo anche la vostra presenza sul territorio. Sì, diciamo, se da un lato uno dei nostri punti di forza è la possibilità di fruire di informazioni attraverso i sistemi informatici, vorrei sottolineare però la caratteristica che da sempre ci contraddistingue, quindi proprio la presenza sul territorio. Per esempio nella provincia di Verona abbiamo numerosi sportelli, oltre che in città, anche a Domegliara, Isola della Scala, Legnago, Monteforte d'Alpone, San Bonifacio Vallese e Villafranca. Li ho letti perché a memoria non riesco a ricordarli tutti e mi scuso di questo. Naturalmente i colleghi che operano nella provincia molto spesso sono chiamati in realtà anche nelle aziende per dare consulenza sia agli uffici del personale sia anche al personale stesso iscritto al fondo pensione o che si vuole iscrivere. Ecco, il lavoratore dipendente deve fare una sorta di richiesta al datore di lavoro?
Sì, diciamo più che una richiesta, il lavoratore dipendente che desidera innanzitutto iscriversi è sufficiente che compili il modulo di adesione o nella versione online o nella versione cartacea e che farà pervenire alla sua azienda in modo tale che l'azienda stessa possa attivare le contribuzioni. Allo stesso modo, il lavoratore che desidera effettuare un versamento volontario per il tramite della busta paga si rivolgerà all'ufficio del personale della propria azienda, perché è proprio l'ufficio personale che dovrà attivare o la maggiore aliquota di contribuzione o la trattenuta, che ne so, sulla tredicesima o sullo stipendio di dicembre. Insomma, sì, il tramite è sempre, per chi lavora in azienda, l'ufficio del personale dell'azienda. Ebbene, quindi che dire, grazie davvero al direttore generale di Solidarietà Veneto, Paolo Stefan, per essere stato con noi. Buon lavoro e alla prossima puntata. Grazie a voi, spero sia stato utile e alla prossima. Avvertenza messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Covip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.